Buongiorno a tutti, mi trovo con Marco sull'altopiano di 7 comuni. Siamo partiti da Malga Galmarara e in tutta onestà non ho ben capito dove Marco mi voglia portare. Partiamo da qua, andiamo fuori a Mine delle Botte, Bivacco Terremore, Monteforno e poi andiamo su sul Monte Chiesa e poi torniamo per Vivi Italia. Sì, sono tutti posti dove siamo già stati, ma mai tutti insieme. Poi le ortiche. Quante belle ortiche! Sì. Poi le ortiche. Ah, questo segnavie qua l'ho già visto. Terremore. Dove si va, buon uomo? Adesso giriamo a sinistra, lì dopo poco più in su dovrebbe esserci il bivacco Terremore. Qui è il bivacco. Ah sì. Vabbè, che bella foto qua. Siamo quasi arrivati alla strada che porta a Monteforno. Qua giriamo per la Malga Pozze? E certo che sì, non possiamo non andarci. E qua siamo arrivati a Malga Pozze e c'è la roulotte del pastore. Ciao! E qua bisogna trovare il posto per passare. Eccolo là, il maremmano. E tagliamo dea gregge passato e adesso si sale. Dove siamo arrivati? Siamo in cima al Monte Cucco di Pozze. E noi si prosegue di qua. Di qua poi teniamo a sinistra. Ok, bello, bello. Mi piace questo posto molto aperto e panoramico. Ma sicuro bisogna passare da qua, per forza. Sì. Dio mio. Bei posti che mi porti. Sì. Mi ero dimenticato che quando vado in giro con te bisogna sempre andare a caso in mezzo ai mughi e ai boschi. Siamo persi? Può essere. Ci hai messo un secondo a rispondere, devo preoccuparmi. Può essere. Faccio fra poco che spettacolo. Il bello deve ancora arrivare, se è quello che penso. E dove pensi? Non penso. Bei posti che mi porti però. Bisogna che sia il semo un po' a memoria. Insomma, da qualche parte siamo usciti. Su mia strada si dà. Mugging di merda. Non vedo mia, no? Quella è la mia strada. No, non sembrerebbe. O la strada è sotto o è sopra. Mi idea, vedo che è linea. Mi idea che la strada sia quella. Alza il drone. Alzo il drone. Che vediamo non c'è. Alzo il drone. Sì, guarda, la strada è una decina di metri sopra qua. Senza tecnologia saremmo persi. Altro che Google Maps. Cazzare come una biscia. Bene, ritrovato il sentiero. Già. Che lusso. Sta di cantare vittoria ora. Non posso cantare vittoria, no? Non sai, no. Beh. Ma mi aspetteria per rispetto. Per rispetto al mugo. Sì, infatti, mai cantare vittoria presto. Sì, siamo fuori, dice lui. Porca vacca.
Sentiero, diceva lui. Strada larga, diceva lui. Siamo ancora alti. Bei posti che mi porti. C'era una strada qui una volta. C'era Tanti 30 anni fa. Almeno adesso siamo usciti fuori da qualche parte. Il dio del Mugo ci ha punite. Ci ha puniti per essere stati troppo fiduciosi. Eccolo qua, il maledetto tornante. Guarda, sto sentiero qua è addirittura segnato. Marco, posso depennare questa variante dal mio libro dei sentieri? Sì. Ho un cartello conosciuto giallo. Un cartello? E adesso? Sì, in effetti non è che invoglia tanto quel nuvolone. Abbandoniamo l'idea del Monte Chiesa, giriamo i tacchi. Un po' scuretto dietro. Ma davanti a noi abbiamo il sole, sempre avanti verso il Sareno. E siamo arrivati a un bivio. Bello, destra Ortigara, noi sinistra. E allora a sinistra. Effettivamente è una nuvoletta passeggera, che se però si trova bene qui. Qua siamo arrivati al bivio, il bivio di quota 1985. E però adesso andiamo verso Bivio Italia perché con questo tempo mica voglio andare a cima 12. Via che si va. Si sente un po' di venticello. Sì. E Bivio Italia. Buon uomo, qua c'è il bivacco di Bivio Italia. Eccolo qua. Ah, che bellino! Pensavo che fosse disintegrato sto bivacco. Comunque Marco, il bivacco era papabile per un pernottamento. Ci dobbiamo fare un pensierino. Tu pensa che io sto a casa. Cosa facciamo? Andiamo verso il bivacco Tre Fontane? Cosa cambia? Mi dispiace di non aver fatto una pausa al Tre Fontane, ma c'era già un po' di gente. Sì, perdiamo tempo. Sì, perdiamo tempo a fare le riprese, che arriva il temporale. Qua siamo tornati al bivio che abbiamo preso stamattina Di là. e abbiamo chiuso l'anello. Cosa dire di questa giornata? È un'escursione che... Silvio Pastorale. È un'escursione che consiglio a tutti, e soprattutto la parte dei Mughi ti fa sentire proprio la vicinanza con la natura. E per il resto mi dispiace di non essere riuscito ad andare su a Monte Chiesa, però visto il temporale che sta arrivando di là, forse è stata l'idea giusta. Per cui basta, ciao! Viva i Mughi!